Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 18 maggio, vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera che apre con le pensioni, a chi va il rimborso? Lo ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, il governo pagherà solo 2 miliardi su 18 per rimborsare i pensionati che hanno subito il blocco della rivalutazione. Il 1 agosto, ha detto Renzi, restituiremo a 4 milioni di loro 500 euro in media, una tantum, escludendo gli altri 1.200.000. Sindacati e opposizioni chiedono di rimborsare tutti. Lega e Forza Italia all'attacco e il Premier apre anche sui presidi la riforma della scuola. Mentre sulla spending review si sofferma ancora in prima pagina sul Corriere della Sera Sergio Rizzo, 33 rapporti sul taglio della spesa e la spesa non scende mai. E ancora dalla prima pagina del Corriere il richiamo di Mattarella sul questione dei diritti civili. L'Italia è l'unico paese dell'Occidente, scrive Aldo Cazzullo, a non avere una legge che riconosca le unioni civili. Sulla cittadinanza conserva norme concepite quando era un paese di emigranti e non un paese anche di immigrati. Il richiamo del presidente Sergio Mattarella contro l'omofobia e ogni discriminazione è arrivato nel momento opportuno, scrive Cazzullo. L'omofobia si sconfigge imparando la diversità, ha detto Mattarella ai giovani. A centropagina invece la Francia che boccia le quote sui migranti. Alfano però chiede che non si cambino le regole dell'Europa alla vigilia del Consiglio dei Ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione Europea che deve decidere sulle quote di migranti da assegnare ai Paesi membri. La Francia si sfila dal piano varato dalla Commissione Juncker. Il premier francese Valls, d'accordo col presidente Hollande, si è detto contrario alle quote. La svolta francese sorprende Alfano. Parigi, dice il ministro dell'Interno italiano, è sempre stata al nostro fianco nel chiedere un intervento dell'Europa. Sarebbe assurdo se avesse cambiato posizione proprio ora, dice al Corriere il ministro dell'Interno. E poi la cronaca: Tania aveva 30 anni, preparava le nozze, è stata investita a Palermo da un 49enne a cui era stata ritirata la patente. Marco, 14 anni, è stato travolto in Abruzzo da un 32enne, risultato positivo al test per alcol e droga. Sui reati stradali siamo all'anno zero, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la scienza spiegata al bancone del bar, dalle nanoparticelle alle staminali, i professori escono dall'università per un festival. Quanto tempo è 10 alla meno 14 secondi? Se pensate che la risposta a queste e ad altre domande relative alla scienza siano intrinsecamente noiose, quello che si svolgerà da oggi al 20 maggio in 6 città italiane è il festival che intende farvi cambiare idea. Si intitola Pint of Science, si svolge in contemporanea con altri 8 paesi, porterà scienziati a spiegare le materie di cui sono innamorati ai banconi di bar e di pub. La scienza spiegata al bancone del bar, titola il Corriere in prima pagina. Lezioni di fisica e chimica davanti a una birra. Debutta anche in Italia Pint of Science, il festival della ricerca spiegata con semplicità. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, da Torino l'Arabia ospite l'anno prossimo d'onore del Salone del Libro, fa discutere al Salone del Libro di Torino l'annuncio che l'Arabia Saudita sarà il paese ospite del 2016. Gli organizzatori difendono la scelta, ma molti autori chiedono che arrivino anche voci non allineate, il paese in cui si frustano i blogger, cioè quelli che scrivono, se gli va bene sono frustate, che scrivono in maniera non conforme. Sempre dal Corriere della Sera poi c'è da citare una lunga intervista di Marco Cremonesi a Matteo Salvini, che apre una specie di sottorassegna stampa dedicata a Salvini. Io provocatore arruffapopolo, sfido i protettori armati del governo, dice Salvini al Corriere della Sera. Dico quello che pensa la maggioranza, i parassiti in piazza fanno il gioco del Premier. Ringrazio Renzi per la solidarietà, però se chiudesse qualche centro sociale la sentirei meglio.
Salvini lo ammetta, lei provoca, dice Marco Cremonesi iniziando l'intervista con il segretario della Lega Nord. No, risponde Salvini, ho le idee chiare e non vedo l'ora di metterle in pratica una volta al governo, però mi creda, prima di quel giorno vorrei non essere costretto a schivare sassi, ortaggi, uova e bombe carta. Per questo le regionali saranno un referendum tra democrazia e protettori armati del renzismo. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini a metà giornata è a Ortovero, nell'entroterra savonese, un'oasi, lì non ci sono contestatori, tutto tranquillo. Strano, nelle ultime settimane, mesi, ogni suo comizio da nord a sud ha innescato scene di guerriglia urbana provocate per lo più da militanti dei centri sociali. Che significa protettori armati del renzismo? Significa, dice Salvini, che ci sono persone armate di sassi, randelli, bombe carta e altro, e con quell'attrezzatura fanno il gioco del Presidente del Consiglio. I contestatori sono mandati da Renzi, non credo che ci sia un suo ordine, ma ottengono il risultato ogni volta di non consentire di parlare dei problemi veri e drammatici, ma solo dei disordini. Di certo questi disadattati sono organizzati e protetti dalla sinistra. Peccato che abbiano fatto male i loro calcoli. Ai miei comizi c'è sempre una marea di persone. Renzi ha ritwittato la solidarietà che le ha espresso il deputato del PD Emanuele Fiano. Non conta nulla, chiede Cremonesi. Ringrazio, davvero, risponde Salvini, però mi piacerebbe che lui facesse qualcosa. Le persone che vengono a far casino ai miei comizi sono tutte note una per una alle questure, però non succede mai nulla. Il Premier cominci a chiudere 3 o 4 centri sociali. La solidarietà la sentirei meglio. Lei però usa un linguaggio spesso fuori dalle righe. Tosi la chiama arruffapopolo. Io dico e penso, risponde Salvini, quel che dice e pensa la maggioranza degli italiani. Sa chi vi sta sulle scatole ancor più dei lanciapomodori? Certi intellettuali, pensatori raffinati, cantanti artisti, paladini della democrazia, che giustificano sempre chi impedisce la democrazia. Sì, ma Salvini però, mi creda, se tirassero anche soltanto un popcorn ad Alfano, sarei contro chi lo tira, senza ma e senza però. Salvini come Voltaire, dice Cremonesi, ma chiamare zecche rosse gli avversari è giusto? Come vuole chiamare certi parassiti della società, figli di papà che non avendo niente da fare lanciano bombe carta nelle piazze con mamme e passeggini? Non pensa che il suo linguaggio aizzi certe reazioni? Non potrebbe contenersi? Ma lei ci crede a quel che dice? Risponde Salvini. Guardi che se io domani andassi in una parrocchia a fare beneficenza o andassi a inaugurare una scuola, sarebbe esattamente la stessa cosa. A Imperia mi hanno tirato le uova, ma io ero stato invitato dai lavoratori della Agnesi che rischiano il posto. Eppure anche lì i soliti 4 sfigati a gridarmi razzista, fascista. Dico sfigati perché soltanto degli sfigati per difendere la loro idea hanno bisogno di tirare un sasso o un petardo. Deve valere davvero poco quell'idea. Le ruspe, a proposito dei campi nomadi, non è un'immagine poco felice? Con 4 milioni di italiani in difficoltà, risponde Salvini, credo che non possiamo permetterci di pagare le bollette di immigrati e rom. I campi rom abusivi andrebbero appunto spianati per trasformarli in spazi utili a tutti. L'attrice e attivista Diana Pavlovic l'ha invitata a bere un caffè e un bicchiere d'acqua fresca per discutere dei problemi legati alla presenza dei rom. Ci andrà? Certo che ci andrò, risponde ancora Salvini. Io per parlare ci sono sempre, non posso il 24 maggio, quel giorno sono sul Piave e poi meglio aspettare fino a dopo le elezioni, se ci vado prima dicono che provoco. Comunque spero prima o poi di parlare anche con Renzi. Un confronto pubblico, conclude Salvini al Corriere della Sera. Non chiedo di meglio che un'ora di faccia a faccia con lui in una piazza, un teatro, una televisione, per parlare di tutto di fronte a tutti. Non chiedo altro. L'intervista a Salvini è replicata anche in prima pagina su Libero, o meglio anche Libero, intervista Salvini con Matteo Pandini. Sulle violenze subite, assalito da ricchi figli di giudici, li denuncio. L'altro giorno gli scontri, gli sputi, gli insulti in Toscana, ieri le contestazioni in Liguria, Matteo Salvini si muove, i centri sociali si scatenano, scrive Libero. In mezzo le forze dell'ordine, fumogeni, petardi, sassi, uova, manganellate. Dica la verità, lei è contentissimo, passa per vittima e tutti parlano di lei, dice l'intervistatore Pandini. Non auguro a nessuno, risponde Salvini, di dover schivare petardi, sassi e uova. Voglio guadagnare voti per i successi e per le idee della Lega e non perché ci sono 4 disadattati da rieducare che vengono a fare casino.
Il governatore della Toscana, Enrico Rossi del PD, accusa Salvini di provocare e violentare la Toscana. Lui è tra i peggiori, risponde Salvini. Ringrazio i pochi di sinistra che hanno condannato queste violenze. Se tirassero un popcorn contro Renzi, Alfano o la Boldrini, non esiterei a difenderli subito. La violenza va condannata senza se e senza ma. Rossi è squallido, la sinistra ha paura e fa pure di peggio perché sponsorizza e tollera questa gentaglia. Alcuni centri sociali ricevono finanziamenti pubblici. Ho visto 700 persone a Cecina, 500 a Lucca, poi tutti parlano dei delinquenti di massa, ma io ho incontrato e sto incontrando migliaia di cittadini. Per questo la sinistra ha paura. Teme di perdere in Liguria, Umbria e Toscana. Mi auguro che tutti gli elettori non di sinistra votino il 31 maggio. Spero che neanche un lettore di Libero resti a casa. Sarà un referendum. Possiamo mandare a casa il governo. È più scocciato con Alfano che le rinfaccia ai tanti poliziotti che devono scortarla o con Tosi che la accusa di provocare, chiede ancora Pandini. Non parlo né dell'uno né dell'altro, sono il nulla, risponde Salvini. Uno è ministro dell'interno, l'altro sindaco di Verona, aspirante governatore veneto. Il 31 maggio si vince, obietta Salvini. Alfano va a casa e carabinieri e polizia tornano a fare il loro lavoro, visto che ci sono direttive dall'alto che li bloccano. Per prima cosa vanno sgomberati i centri sociali, covi di delinquenti, poi ci sono anche questori più capaci e altri meno capaci. Durante il suo tour toscano, con gli scontri a Massa e Viareggio, qualche dirigente locale della Lega ha contestato l'operato delle forze dell'ordine. Conferma? A Massa il questore è stato in gamba, risponde Salvini. A Viareggio com'è andata? Non aggiungo altro, se non che ho fermato il comizio quando ho visto un bimbo di 4 anni sulle spalle del papà e che piangeva, perché era in mezzo a 20 delinquenti che tiravano di tutto. Se gli fosse successo qualcosa, non me lo sarei perdonato. Non si sente protetto a sufficienza? Come nella scuola, risponde Salvini, ci sono insegnanti per bene e altri incapaci. Così accade in tutte le categorie professionali. Non l'ha chiamata nessuno dal centro-sinistra? No, risponde Salvini. Eppure il mio cellulare ce l'hanno almeno 3-4 mila persone. Mi chiedo, ma è normale che un segretario politico debba subire tutto questo? C'è un altro paese civile dove succedono queste cose? L'altra sera a Pisa, nonostante le minacce, abbiamo incontrato 500 persone. Per un aperitivo in Versilia abbiamo contattato 4 locali diversi, tutti temevano scontri. A Pisa un albergatore ha dovuto negarci la sala perché ha detto di aver subito minacce. Sarebbero venuti a distruggergli il locale. Non crede, come scrive Repubblica, di raccogliere quel che semina, cioè odio? Le tesi di Repubblica non reggono, risponde Salvini. A Imperia ci hanno tirato le uova urlandoci razzisti, ma eravamo là per incontrare gli operai dello storico pastificio Agnesi. Ricorda la pubblicità, Silenzio parla Agnesi, perché rischiano di perdere il posto. Eravamo lì per parlare di lavoro, chiamati dai lavoratori, e questi qui ci insultavano. E anche a Porto Recanati, quando andammo in un hotel zeppo di clandestini che poi non ci hanno fatto avvicinare, eravamo stati invitati dagli inquilini per bene africani che subiscono lo spaccio sul pianerottolo e sono stufi. Significa che potrei anche inaugurare una scuola materna o andare all'Avis, ma troverei sempre 20 rompicoglioni che spesso sono figli di papà e che disturbano. Sono anche figli di magistrati, avvocati, gente con un ottimo conto in banca. Alcuni li denuncio, almeno 3 o 4 tra Umbria, Marche e Toscana. La polizia ne ha fermati di più. Vedrò cosa fare, so nomi e cognomi. Non pensa di cambiare strategia, abbassare i toni, dimenticare le ruspe? No, risponde Salvini. Anzi, la gente mi dice di andare avanti. A Ventimiglia una signora mi ha raccontato di essere scesa in cantina per prendere l'olio e si è ritrovata un clandestino che stava dormendo. È ora di dire basta. Domani, cioè oggi, ci sarà il Consiglio federale. Parleremo anche di questo, oltre che di Pontida, la faremo il 21 giugno, e di elezioni. In Liguria e in Umbria si può vincere, conclude Salvini. In Toscana possiamo andare al ballottaggio perché se nessuno prende almeno il 40% è previsto il secondo turno. Per questo Rossi è spaventato. Veramente dice che lei è sempre in TV e invoca la par condicio. Salvini ride fragorosamente. Scappa, è spaventato. Così sul Libero, mentre Vittorio Feltri si occupa di Matteo Salvini in prima pagina sul Giornale. Se sei Salvini ti tirano le pietre e i voti crescono. Si dice spesso che la democrazia sia a rischio, scrive Feltri. Lo si diceva ai tempi del governo Berlusconi, lo si ripete oggi che a Palazzo Chigi c'è Renzi. In effetti poca gente vota, quasi la metà degli aventi diritto.
I partiti sono in confusione, non costituiscono più un punto di riferimento, forse perché le ideologie sono al tramonto. Inoltre, gli ultimi 3 premier non sono stati eletti dal popolo, perciò può darsi che le istituzioni siano deboli perché non supportate dai suffragi o lo siano meno rispetto al passato. Il dibattito politico attuale verte sui citati temi e ne trascura altri, per esempio il diritto di parola e di critica, la libertà di stampa, che pure, ai fini del corretto esercizio democratico, sono fondamentali. In coincidenza con l'inaugurazione di Expo, sono scoppiati disordini a Milano. Una manifestazione contro l'esposizione è degenerata in violenze e devastazioni, come quasi sempre succede allorché i soliti gruppi di esaltati scendono in piazza. Molti affermano che certi cortei andrebbero vietati, nella consapevolezza che cominciano pacificamente e si concludono con tafferugli in cui si danneggiano cittadini e le loro cose. Ma negarne lo svolgimento non si può, dicono i progressisti. Motivo: è illecito mortificare la democrazia con proibizioni. Non importa se in pratica, lasciando che i dimostranti si scatenino, si consente loro di commettere reati raramente puniti. A proposito, gli arrestati del 1° maggio sono ancora in prigione o li hanno scarcerati? Nessuno ne parla. E veniamo a Matteo Salvini, segretario della Lega, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Il Giornale. Da mesi ormai, quando tiene un comizio in qualsiasi luogo, succede il finimondo. I signorini dei centri sociali, tutti di estrema sinistra e coccolati dai compagni moderati, partono all'attacco del leader in questione e gli impediscono di concludere il discorso, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine. Salvini, a ogni uscita pubblica, rischia di prenderle. In alcune circostanze è stato indotto a fuggire, la sua automobile è stata mal ridotta. Menare un politico, dargli la caccia per fargliela pagare, non rientra nelle regole democratiche, eppure difficilmente coloro che frequentano il palazzo o che scrivono sui giornali si stracciano le vesti per le aggressioni a Salvini, il quale è ospite fisso dei programmi televisivi di informazione. La sua presenza ne incrementa l'audience, dove però non c'è un cane che sostenga il suo diritto a esporre le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, senza essere insultato. Ecco il punto, scrive Vittorio Feltri. Il capo delle camicie verdi ha un eloquio schietto, sviluppa argomenti considerati politicamente scorretti che disturbano la sensibilità delle anime belle. È detestato tanto dagli avversari quanto da vari giornalisti, però è indubbio, egli intercetta i malumori di parecchia gente che vede in lui un difensore dei propri interessi. Indipendentemente dal giudizio che si possa dare dell'uomo, non si capisce perché Salvini sia trattato negli studi delle emittenti come un paria e in piazza addirittura come bersaglio da colpire fisicamente nella speranza di ferirlo. Questa è forse democrazia? Da notare che i teppisti impegnati nei tentativi di picchiarlo non sono redarguiti dai media, anzi sono scagionati dal fatto che il leghista usa un lessico provocatorio e le reazioni manesche degli oppositori se le va a cercare. In altri termini, secondo i sedicenti democratici, Matteo merita legnate. Vi sembra un ragionamento accettabile? Non entriamo nel merito, conclude Vittorio Feltri, dei concetti cari a Salvini. Comprendiamo che suonino fastidiosi agli orecchi di alcuni, ma il problema è un altro. In un regime democratico appena decente, tutti i pensieri, anche quelli che non garbano, vanno accolti perché legittimi. Bisogna viceversa condannare chi con brutalità ne ostacola la libera espressione. Invece in Italia succede il contrario. Si disprezza e si denigra Salvini che parla e si assolvono coloro di sinistra che puntano a bastonarlo, ignorando fra l'altro che questo è il modo migliore per fargli guadagnare consensi. Stupidi, conclude Vittorio Feltri. Sul quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, c'è invece l'intervista di Davide Nitrosi a Massimiliano Panarari, docente di comunicazione politica e organizzazione del consenso alla LUISS di Roma e all'Università di Modena e Reggio Emilia. Botte, insulti, selfie con le fan, lo stile Salvini, eros e vittimismo, dice il docente di comunicazione. Il caos lo trasforma in Superman. È il maschio alfa, la barba, la fidanzata diva TV, i selfie, un look testosteronico. Usa un linguaggio bellico, gli antagonisti sono stolti e lo attaccano per la ribalta. Salvini sta passando dalla Lega classica, legata all'idea di secessione, alla Lega 2.0, dove la centralità della comunicazione è decisiva.
Con ciò chiudiamo la rassegna stampa dedicata a Matteo Salvini, gli articoli di oggi, e andiamo alle altre prime pagine. Intanto, prima pagina della cronaca lombarda del Corriere sulla Lombardia, dove le famiglie povere sono raddoppiate in soli 2 anni. I dati contenuti nel documento riservato di Eupolis, l'istituto di ricerca della regione Lombardia. Crisi da record nazionale. Un quarto dei cittadini dichiara meno di 10.000 euro di reddito. In 200.000 non riescono a pagare l'affitto. L'Istituto Superiore per la Ricerca in Lombardia, Eupolis, ha elaborato uno studio su redditi e povertà in Lombardia. Il dossier è stato consegnato venerdì al governatore Maroni, che affronterà la questione in un vertice di maggioranza. Più ricchi ma anche più colpiti dalla crisi. In Lombardia il reddito medio pro capite è più alto del resto d'Italia, 23.000 euro lordi all'anno contro i 19.600 a livello nazionale. Lo stesso vale per le famiglie che ne portano a casa 34.100 netti contro i 29.400 della media italiana. Il problema è che nell'ultimo biennio in Lombardia c'è stato un incremento record dei poveri relativi, cioè di coloro che non possono spendere quanto un italiano medio. La crescita è stata del 52% contro il 13% italiano, per un totale di 283.000 famiglie lombarde. Va anche peggio se vengono prese in considerazione le fasce davvero povere, quelle per intendersi che non hanno i soldi neanche per comprarsi i beni necessari per vivere. Nel giro di 2 anni il loro numero è quasi raddoppiato, contro un aumento del 52% nazionale, per raggiungere quota 260.000. I dati sono contenuti in un report riservato di Eupolis, l'Istituto Superiore per Ricerca Statistica e Formazione di Regione Lombardia, consegnato venerdì al governatore Maroni, che è deciso a occuparsi del problema e alle prese con il cosiddetto reddito di cittadinanza. I numeri arrivano fino al 2013, quelli del 2014 sono in fase di revisione Istat. La coda della crisi economica è più lunga di qualsiasi previsione in Lombardia. Da qui la questione, l'anticipazione del Corriere della Sera sul reddito di cittadinanza cosiddetto. Oggi la proposta di Maroni, 700 euro al mese ai residenti più bisognosi. Il sussidio legato a un progetto di riscatto sociale. Neanche una settimana fa il governatore Maroni ha lanciato il cosiddetto reddito di cittadinanza usando uno slogan caro ai grillini per far capire al volo di cosa si tratta: un sussidio minimo garantito ogni mese a chi vive sotto la soglia di povertà. Nel vertice di maggioranza di oggi per il presidente della Lombardia inizia la partita più difficile: convincere gli alleati di governo, non solo Forza Italia ma anche gli esponenti della Lega. In gioco c'è un nuovo sistema di welfare lombardo. Lo stanno studiando gli uomini più fidati: Cristina Cantù, assessore alle politiche sociali, Massimo Garavaglia, assessore all'economia. L'idea è di introdurre un contributo economico per le famiglie che non sia fine a se stesso, ma che funga da aiuto per un riscatto sociale. L'obiettivo è favorire il reinserimento nel mondo del lavoro. La cifra prevista al momento è di 700 euro al mese, un sussidio garantito per un tempo limitato, di norma 12 mesi, ma prorogabile in casi specifici. La volontà di coinvolgere, almeno all'inizio, 20.000 famiglie lombarde. La data di partenza, il secondo semestre del 2015. L'intenzione è far partire un piano per la riduzione della povertà, in fase sperimentale per almeno 2 anni, per poi misurarne l'impatto e decidere eventualmente la sua estensione su larga scala. Allo studio, scrive ancora il Corriere della Sera, non c'è un contributo economico di tipo assistenzialistico, ma vincolato a un impegno concreto del beneficiario sia sul piano della formazione professionale sia su quello dell'occupazione. Non possono essere rifiutate più di 3 offerte di lavoro trovate anche in collaborazione col terzo settore. È come se venisse stipulato un patto di riscatto sociale tra la regione e il cittadino che riceve il sussidio. Criterio per entrare nella lista dei beneficiari: la residenza in Lombardia da almeno 5 anni. ASL e comuni saranno chiamati a controllare l'evoluzione della situazione nei singoli casi. Le risorse per l'inizio del cosiddetto reddito di cittadinanza saranno pescate dal Fondo Sociale Europeo di 227 milioni di euro e dal Fondo Sociale Regionale. L'assestamento di bilancio 2015 libera 18 milioni di euro. Il tutto parte da uno studio di comparazione sui più significativi modelli internazionali sociosanitari,
promosso dall'assessorato alle politiche sociali di Cristina Cantù. Ora il governatore Maroni dovrà convincere la maggioranza, scrive il Corriere della Sera. Mentre, sempre in cronaca lombarda, il Giornale ci dà una curiosa notizia. Oggi e domani Milano è capitale del volontariato. L'arcivescovo Scola celebra la Caritas sul palco con il cantante Van des Froos. Serata tra musica e letture in Piazza Duomo con l'attrice Piera degli Esposti e Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma lasciamo il Giornale e andiamo a Repubblica in prima pagina. Anche Repubblica apre su Renzi che promette restituirò 50 euro a 4 milioni di pensionati, cioè un una tantum da 2 miliardi contro i 18 miliardi del rimborso totale. Dopo la pubblicità il resto della prima pagina di Repubblica. Radio Padania Libera, la tua radio. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Amo uscire con te sotto la pioggia. Amo svegliarmi presto la domenica. Però quando ti gratti... Puoi amare e proteggere il tuo cane da pulci e zecche con Frontline Combo, che li elimina rapidamente e protegge la casa dopo l'applicazione sull'animale. E quando arrivano anche zanzare e pappataci, puoi difenderlo con l'azione repellente e insetticida del nuovo Frontline Triact, senza abbassare la guardia contro pulci e zecche. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può essere nocivo. È un medicinale veterinario. Chiedi consiglio al tuo veterinario. Per amarlo e proteggerlo con la gamma Frontline. Dottore, permette? È veloce però perché mi aspettano in riunione. Solo questo. Lo sa che da 20 anni Unisalute si occupa unicamente di protezione salute? Bella notizia, si saranno specializzati. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Visto? Adesso quando c'è Unisalute c'è tutto. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì. Progettazione? Sì. Installazione? Sì. Estensione della garanzia fino a 5 anni? Sì. E allora brindiamo! Champagnino? Sì, stai fresco. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Con la comodità del servizio chiave in mano. Fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015. Condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. In prima pagina su Repubblica anche la signora dei migranti, così ho salvato 4.000 profughi, 4.441 le vite salvate sinora da MOAS, l'organizzazione fondata da una coppia italo-americana di facoltosi imprenditori che dal 2014 si occupa di cercare e soccorrere i migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Si tratta di Regina e Christopher Catambrone che solcano il Mediterraneo con una nave comprata apposta per soccorrere gli immigrati. Siamo originari del sud Italia, l'emigrazione e le sue tragedie fanno parte della nostra storia. Noi, i filantropi del Mediterraneo, abbiamo salvato 4.000 profughi. E sempre da Repubblica, in prima pagina, l'appello dei banchieri: dateci regole per evitare altre Lehman Brothers. Oltre 20 banche mondiali chiedono misure più efficaci contro le bolle speculative. Subito dopo il fallimento Lehman Brothers 2008, i leader di tutto il mondo invocarono quella che l'ex presidente francese Sarkozy definì la rifondazione del capitalismo. Adesso sono 20 banche a chiedere regole più severe per le banche stesse, temendo la cosiddetta turbofinanza. Imponeteci più regole per evitare le bolle. Oltre 20 grandi gruppi, da BlackRock a HSBC fino alle italiane Generali e Intesa San Paolo, presentano un appello a istituzioni, Banca Centrale Europea e Federal Reserve, per ottenere misure prudenziali concentrate soprattutto su derivati, prestiti e sistema bancario ombra. Il testo, concordato a Davos, viene ora svelato dal consorzio di giornali europei Lina. Ma sempre dal primo piano di Repubblica c'è l'articolo dell'economista Alessandro Penati intitolato La favola dei diritti acquisiti. Da più di 20 anni gli interessi dei giovani, di chi lavora, degli imprenditori sono sacrificati sull'altare dei diritti acquisiti e ogni volta che un governo cerca di contenere la spesa pensionistica
Basta invocare i diritti acquisiti, scrive il professor Penati, e così si blocca tutto. Così ha fatto la recente sentenza della Corte Costituzionale dichiarando illegittimo il blocco temporaneo dell'indicizzazione delle pensioni al costo della vita. È un discorso di diritti acquisiti che vengono violentati, ha dichiarato il signor Cardinale, il cui ricorso è alla base della sentenza della Corte. La pensione è divenuta un diritto economico garantito per sempre dalla Costituzione. Neppure lo Stato, una volta che l'abbia concesso, lo può più toccare. Sembra ineccepibile e invece è incoerente, scrive Penati. Lo Stato concede a chi sottoscrive il suo debito pubblico il diritto a incassare gli interessi e ricevere il rimborso del capitale a scadenza. Se lo Stato rischia l'insolvenza perché non ha risorse sufficienti per onorare il proprio debito, i diritti acquisiti, costituzionalmente garantiti o meno, devono essere subordinati a quelli dei creditori. Non è una questione giuridica, ma di buon senso. Se per onorare i diritti acquisiti dei pensionati, rispettando la volontà della Corte Costituzionale, agli occhi degli investitori rischia l'insolvenza, lo Stato dovrà prima pagare più interessi, aumentare le tasse e ridurre le spese, scaricando il costo dei diritti acquisiti sul resto del paese. Se poi si arrivasse al default, non ci sarebbero più i soldi neanche per le pensioni. La norma dichiarata illegittima dalla sentenza era proprio tesa a scongiurare il rischio, allora reale, della bancarotta del default. In cosa consista la violazione dei diritti acquisiti? L'ho capito ascoltando alla radio il signor Cardinale, cioè quello che ha firmato il ricorso sulla questione dell'indicizzazione delle pensioni, per primo. A fronte dei contributi versati, lo Stato gli aveva promesso un certo tenore di vita in età pensionistica. Se avesse saputo che la promessa non sarebbe stata mantenuta, avrebbe fatto altre scelte in età lavorativa, per esempio risparmiare di più per costituire una pensione integrativa. Ma se questi sono i diritti acquisiti costituzionalmente garantiti, allora lo Stato ne viola altri in continuazione. Viola i diritti acquisiti dei risparmiatori che investono in BTP, se c'è poi un aumento imprevisto dell'inflazione che riduce il potere d'acquisto del risparmio. Li viola anche quando aumenta le tasse sulla casa acquistata con i risparmi di una vita, riducendo il tenore di vita del proprietario, oppure quando aumenta le imposte su un'attività, rendendo l'investimento non più economico rispetto al momento in cui l'attività era stata intrapresa, o quando impone contributi a chi aveva scelto liberamente di lavorare come autonomo, preferendo i rischi e le incertezze di questa attività all'onere della contribuzione previdenziale. In tutte queste circostanze, osserva Alessandro Penati su Repubblica, in tutte queste circostanze gli individui coinvolti si sarebbero potuti comportare diversamente se avessero saputo che lo Stato avrebbe violato diritti che erroneamente ritenevano acquisiti. E su quali basi allora la Corte Costituzionale ritiene che solo i diritti acquisiti dei pensionati meritino tutela? Per cercare di capirlo ho letto la sentenza della Corte. Purtroppo le 41 pagine sono scritte in un idioma a me incomprensibile. Sarà la mia carenza di nozioni giuridiche, ma forse i nostri giudici dovrebbero ricordarsi che la Costituzione è dei cittadini per i cittadini. Li incoraggio a visitare il sito della Corte Suprema, supremecourt.gov. I giuristi americani saranno meno sofisticati di loro, ma almeno scrivono sentenze comprensibili perfino a uno straniero. Leggendo la sentenza mi è sembrato di capire che l'intangibilità dei diritti acquisiti sia sancita da 2 articoli della Costituzione. Il 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, cioè niente sfruttamento o abuso della necessità di lavorare per vivere. E articolo 38. I lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, ovvero lo Stato deve provvedere una pensione che non sia da fame per chi lavora, anche se, osserva Penati, molti autonomi e partite IVA, lavoratori anche loro, non avranno una pensione e la gestione separata INPS per le collaborazioni coordinate e continuative garantirà pensioni da fame. Cosa c'entrano l'articolo 36-38 con i diritti acquisiti del signor Cardinale? Per trovare un legame ci vuole un triplo salto mortale logico e una valutazione su come lo Stato debba redistribuire il reddito,
decisione che appartiene alla politica, non al diritto. Il salto mortale: le pensioni sarebbero una forma di salario differito e quindi, quando concesse, articolo 36, sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto in età lavorativa. Se lo Stato successivamente ne riduce il valore, viola il principio di proporzionalità. L'articolo 38 è utilizzato dalla Corte per stabilire che per evitare il rischio di default e garantire la propria solvibilità di debitore, lo Stato può ridurre il reddito di tutti gli altri cittadini a propria totale discrezione, con qualsiasi strumento, maggiori imposte, meno copertura dall'inflazione, minore spesa, ma non dei pensionati, che altrimenti non avrebbero più mezzi adeguati al loro tenore di vita. Così si crea una categoria privilegiata di cittadini, dai diritti acquisiti intangibili. Ma non è in contrasto con l'articolo 3, uguaglianza, della Costituzione? L'incoerenza, conclude Alessandro Penati, la disparità del criterio di valutazione di rapporti Stato-cittadini economicamente analoghi e l'interpretazione della Costituzione sbilanciata a favore dei pensionati, che incidentalmente rappresentano la maggioranza degli iscritti al sindacato, fanno apparire la sentenza della Corte come una decisione politica che entra nel merito della distribuzione del reddito, prerogativa di governo e Parlamento. Poco importa quali fossero le vere motivazioni dei giudici costituzionali. L'impressione di una Suprema Corte che scende nel lagone politico non fa bene neppure all'economia del Paese. Sempre poi dalla prima pagina di Repubblica, Salvini-Le Pen, relazioni pericolose. È il pezzo del sociologo Ilvo Diamanti. Matteo Salvini continua il suo viaggio attraverso le province d'Italia da nord verso sud, inseguito ovunque dalle proteste dei centri sociali. Così rafforza la costruzione della nuova identità leghista, nazionale e di destra. Nello stesso periodo si è consumata la frattura nella famiglia reale dell'estrema destra francese, come l'ha definita Bernardo Valli. Marine Le Pen ha sospeso dal partito il padre Jean-Marie, il quale l'ha ripudiata come figlia, un conflitto politico-familiare. È il tracciato dei percorsi incrociati di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Partiti da posizioni politiche, simboliche e strategiche distanti, per alcuni versi opposte, tendono ad avvicinarsi nell'intento di conquistare nuovi spazi politici, con esiti ancora difficili da verificare. Ma andiamo alla prima pagina della Stampa. Anche qui le pensioni in apertura, soltanto un mini rimborso. E poi gli italiani senza partito, il 52% non si riconosce in nessuna formazione politica, scrive Daniele Marini. Primo partito, i senza partito. Un'indagine CMR Intesa San Paolo per la Stampa. Il 52% degli italiani non si riconosce in alcuna formazione politica. L'astensione fa paura. Se si andasse a votare oggi parteciperebbero meno di 6 elettori su 10. A proposito di voto, elezioni regionali in Liguria, incubo pareggio, il PD nei sondaggi è sotto il 35%. Senza la maggioranza in Consiglio, per la paita non si escludono alleanze con Forza Italia e Nuovo Centrodestra, scrive Amedeo La Mattina. Se la candidata del PD paita non supera il 35%, non potrà governare. Nei sondaggi è sotto il 35%, che consente di avere un consiglio regionale in maggioranza. Mentre, sempre dalla prima pagina della Stampa, Papa Francesco in piazza San Pietro dopo la messa per la canonizzazione di 4 suore, tra cui 2 palestinesi, bandiere palestinesi in Vaticano, l'ira di Israele. Il Papa canonizza 2 suore in piazza Abu Mazen, l'accusa o è un ingenuo o non conosce il Medio Oriente. Per la questione delle pensioni, la mossa del governo è spendere 2 miliardi su 18, scrive Roberto Giovannini. Sarà rimborsato solo 1 dei 4 anni di mancata perequazione. I soldi arriveranno dal 1 di agosto. Il decreto legge però sulla perequazione delle pensioni verrà varato domani. Alla fine il premier Renzi ha deciso di fare presto per risolvere il problema posto dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma ha deciso di farlo riducendo al minimo possibile i rimborsi ai pensionati penalizzati dal decreto Monti del 2011, con 3 mosse, limitando la platea dei beneficiari a soli 4.200.000 persone, riducendo la percentuale di copertura e rimborsando immediatamente solo 1 dei 4 anni di mancata perequazione.
Così facendo, invece di spendere 18 miliardi di euro, queste ancorché ballerine erano le stime, il governo ne dovrà versare soltanto 2 ai pensionati. È prevedibile che non mancheranno le proteste di fronte a questa notevolissima riduzione effettuata dal governo. Bisogna però ricordare che il dispositivo della sentenza della consulta qualche margine di manovra al governo lo assicurava, perché si parlava della necessità di garantire soprattutto le fasce di pensionati a reddito più basso. I giudici costituzionali hanno chiesto il rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza. E non è certo un segreto che la situazione dei conti pubblici sia difficoltosa. La Federmanager annuncia: così non va, ci rivolgeremo di nuovo alla Corte. Con un'intervista sulla Stampa a Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Valuteremo da lunedì. A una prima valutazione, secondo noi è una soluzione che non risponde a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Ci dispiace, dice Ambrogioni, che il presidente Renzi non abbia voluto avere un momento di riflessione con noi. Faremo nuovi ricorsi, ci rivolgeremo di nuovo alla Corte Costituzionale. Sulla scuola invece la Stampa interpella il sottosegretario all'istruzione, Davide Faraone. La legge può cambiare, siamo pronti ad ampliare il ruolo del collegio docenti. Discutiamo, l'importante è che si voti, non sarà il preside da solo, ma tutto il consiglio d'istituto a decidere se puntare sull'inglese o su un'altra materia. Abbiamo investito nella scuola 3 miliardi, altri 4 per l'edilizia. È diverso dalla Gelmini che aveva tagliato 8 miliardi. Il rischio per i professori di venire trasferiti in una scuola lontana da casa non esiste, dice il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. E sempre sulla Stampa, a pagina 9, il richiamo di Mattarella sull'omofobia. Bisogna abbattere pregiudizi e intolleranza, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana. Le discriminazioni offendono tutti e il PD risponde: facciamo subito la legge sulle unioni civili. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana, ha detto il Presidente Mattarella citando la Costituzione più bella del mondo. La discriminazione è espressione di una disumanità insopportabile che va contrastata. La piena affermazione di ogni persona è una ricchezza inestimabile. E di solito d'estate fa anche tendenzialmente caldo, più caldo che d'inverno, bisogna aggiungere a completamento delle parole del Presidente. Sempre poi dalla Stampa di Torino, Tobruk, il governo libico insiste, lo Stato islamico, l'ISIS, arriva in Italia sui barconi. Ad occuparsene stavolta è stata la BBC britannica, a dir la verità. Alfano replica: non abbiamo riscontri che sui barconi arrivino i terroristi. Allarme dalla Libia sulla presenza di islamisti fra i migranti, ma per l'Italia questo allarme ha scarsa credibilità. È la guerra mediatica del generale Haftar per avere armi e spazi. Punta tutto sulle paure dell'Europa, scrive Maurizio Molinari. Peraltro anche l'Unione Europea dice ci sono legami fra terroristi e trafficanti. Oggi sarà presentato il testo contro gli scafisti, previsti attacchi mordi e fuggi, ma nessuno sbarco. Nelle bozze della decisione europea sulla missione antiscafisti nel mare e sulla terra della Libia, l'allarme per l'offensiva trasversale del califfato islamico è palese. C'è un collegamento diretto fra terrorismo e trafficanti di uomini, armi e droga, recita il testo che dovrebbe essere approvato in giornata a Bruxelles dai ministri degli esteri e della difesa. Ieri è scaduta la procedura del silenzio assenso, quindi dovrebbe passare dando il via alla raccolta dei mezzi e degli obiettivi. Il piano riconosce che la presenza di terroristi costituisce un pericolo per la sicurezza dei mezzi dell'Unione Europea. Non solo. L'esistenza di armamenti pesanti e milizie addestrate pone una seria minaccia per le navi e per gli aerei europei che dovranno intervenire contro gli scafisti e pertanto dovrà essere misurata così da permettere di assicurare una concreta protezione alla forza navale europea del Mediterraneo. L'Europa cerca la quadra politica per il suo schema di sorveglianza e controllo delle acque a nord della Libia. Nella stessa pagina, pagina 11, Tonia Mastrobuoni, spostata dalla Germania a Budapest, intervista Szabolcs Takács, è ministro per i rapporti con l'Europa del governo ungherese di Viktor Orban.
Basta immigrati, l'Ungheria guiderà il fronte anti-quote, risolvere il problema nei paesi d'origine, dice il ministro per i rapporti con l'Europa del governo ungherese. Stiamo creando un'alleanza contro il piano Juncker, le quote di immigrati da redistribuire in Europa. Con noi ci sono anche Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Baltici, Polonia e Regno Unito. E ora si è aggiunta anche la Francia, che col primo ministro Valls ieri ha detto no al piano quote. Alla vigilia della riunione dei ministri degli esteri e della difesa oggi sull'immigrazione, il responsabile per le politiche europee ungherese, Takacs, ribadisce la contrarietà dell'Ungheria e rivela che i paesi dell'est Europa stanno lavorando per allargare il fronte anti-quote obbligatorie. Ma sulle sanzioni alla Russia rassicura i partner: non romperemo il fronte europeo. La posizione del mio governo è chiara sulle quote per l'immigrazione in chiave europea. Siamo contrari alle quote obbligatorie. Credo che lo siano anche Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Baltici, Polonia, Regno Unito e ora si è aggiunta anche la Francia. Il governo ungherese si sta impegnando per ampliare l'alleanza antiquote. Siamo in contatto con gli altri paesi e stiamo cercando di rinsaldare i legami tra di noi e trovare altri alleati contro il piano quote. Noi appoggiamo la posizione che era stata adottata prima del piano. Dobbiamo trovare soluzioni direttamente nei paesi che sono all'origine dell'immigrazione. Sempre poi dalla stampa di oggi, in Vaticano, le bandiere palestinesi, l'ira della comunità ebraica e di Israele e le due suore santificate, due che dialogarono con l'Islam. Una fondò l'Istituto del Santo Rosario, l'altra il Carmelo a Betlemme. Suor Maria Buardi, umile e illetterata, seppe dare consigli e spiegazioni teologiche con estrema chiarezza, spiega Papa Francesco. Così pure Suor Maria Alphonsine Danil Gattas è stata testimone di mitezza e di unità. Per la prima volta nella storia moderna, due palestinesi sono diventate sante. A essere state canonizzate da Francesco sono appunto le due suore, la prima delle quali entrò nelle suore di San Giuseppe dell'Apparizione e fondò l'Istituto del Santo Rosario, prima congregazione di religiose originaria della Terra Santa. Invece Mariam di Gesù Crocifisso Baguardì nacque in Galilea, rimase orfana, entrò nel convento delle Carmelitane e fondò il Carmelo a Betlemme. Nell'omelia per le nuove sante il Papa lancia un monito contro il carrierismo nella Chiesa e poi, ricorda la stampa, sono due che hanno dialogato con l'Islam in maniera molto generica, lo ricorda la stampa, che lasciamo per andare al primo piano del secolo XIX di Genova. Ai pensionati solo 500 euro, una tantum di 2 miliardi. Salvini a Genova dice dal Premier una mancetta. Inizia con le uova, finisce con le trofie al pesto. La domenica in Liguria di Matteo Salvini. In mattinata viene contestato a Imperia da una cinquantina di persone che al grido di "siamo tutti clandestini" ha lanciato alcune uova che hanno colpito un fotografo e un blindato della polizia. A Genova invece il capo della Lega si scatena contro il Premier e l'annuncio del mini rimborso ai pensionati. Una mancetta vergognosa. Renzi non ci frega più. E quelli che lanciano uova, fumogeni o sassi in mezzo alla gente, dove ci sono anche mamme con i passeggini, devono andare in galera, ha detto Matteo Salvini, maglietta bianca con la scritta Varazze. Arriva a Genova qualche minuto dopo le 6, si temono attacchi dei centri sociali, ci sono una decina di agenti della Digos e carabinieri in borghese che cercano di confondersi con le persone. A distanza, per non alzare la tensione, 3 blindati di polizia e carabinieri. Salvini, accompagnato dal capolista della Lega Edoardo Rixi, attacca i suoi obiettivi. Il primo è Renzi sulle pensioni. Gli italiani li ha fottuti una volta con gli 80 euro, non li frega la seconda volta, dice Salvini. Non hanno bisogno di elemosina. Renzi deve restituire tutto e subito, non un po' a rate a 6 milioni di pensionati derubati. Altro che 500 euro di mancetta ad agosto. Non lo fa, noi siamo pronti a fare ricorso e a fare le barricate in Parlamento. Non gli facciamo più votare una sola mezza legge. Un saluto veloce col candidato del centrodestra Toti, una marea di foto e selfie, prima di parlare di immigrati. La Francia e l'Austria, dice Salvini, fanno bene a difendere i loro confini. L'Italia è governata da incapaci, complici degli scafisti. Sa che deve andare giù pesante sulla paita,
si esalta, dice che la Liguria va veloce, non certo in macchina o in treno. L'unica cosa che va veloce è l'acqua del Bisagno. Il 31 maggio si cambia in Liguria, così anche Renzi e la Boldrini devono tornare a lavorare. In mattinata Civati ha parlato di larghe intese, ha detto che nascerà il Paitoti dopo il voto, Paita più Toti. Non faremo pateracchi, dice Salvini, quelli li lascio al PD. In Liguria, il 31 maggio, possiamo fare la storia se la gente vota. Qui il PD ha una paura folle di perdere. Possiamo vincere qui e in Umbria, ma anche in Toscana la partita è aperta, dice ancora Salvini, che incontra per strada Enrico Musso, candidato di Liguria Libera. I due non si salutano. Poi si sposta al quarto per la cena con 300 simpatizzanti. Sempre poi dal secolo XIX di Genova, un'altra questione messa in prima pagina: dal foro italico ai cartelli Expo che non ci sono in stazione centrale a Milano, le figuracce italiane che nessuno paga. Buche al foro italico, le pecche dell'Expo, le figuracce del Made in Italy, ma i dirigenti vengono premiati lo stesso. Una cosa curiosa, la cascata di Bellano, lago di Como, è stata multata perché l'acqua cadendo fa troppo rumore, ma anche i dirigenti dell'ARPA Lombardia riceveranno il loro bel premio. Con ciò lasciamo il quotidiano genovese e andiamo alla prima pagina di Libero, che oggi eccezionalmente di lunedì è in edicola. Continua il resoconto di Franco Bechis su chi incassa le pensioni a spese degli italiani. Mangia anche Dracula Visco. A toni negri 600.000 euro, titola Libero. La gioiosa macchina da contributi è valsa a Occhetto e Signora 700.000 euro. I meccanismi di un sistema perverso in cui perde sempre il cittadino. Il grillino Di Maio, intervistato da Libero, dice: è colpa di Renzi, il PD ha bloccato la nostra legge antivitalizi. Ha fermato lui la legge contro i vitalizi d'oro, dice il vicepresidente grillino della Camera Di Maio. Il premier oggi pontifica contro la casta, ma il suo partito ha bocciato gli emendamenti per eliminare i privilegi. Invece i deputati del Movimento 5 Stelle rinunceranno anche alla liquidazione che viene data a fine mandato ai parlamentari. Mentre Bechis oggi appunto si occupa degli altri pensionati d'oro tra i parlamentari. Fosse stato per gran parte dei contribuenti italiani che non hanno una particolare simpatia nei suoi confronti, in pensione ci sarebbe andato da anni. Meglio perfino Bebi pensionato, così non avrebbe messo la firma sulle stangate fiscali degli anni, soprattutto fra 2006 e 2008. Vincenzo Visco, il ministro delle finanze, simbolo della sinistra fiscale, amato dai vignettisti che lo ritraggono con le sembianze di Dracula, invece in pensione è andato all'età stabilita per tutti gli altri, dopo i 65 anni. Fosse stato per lui sarebbe restato al lavoro in Parlamento, ma la scarsa popolarità, conquistata con quel biennio così sfortunato, ha consigliato un brusco stop. Insomma, Visco, Toni Negri, i coniugi Occhetto, altri 20 nomi. In appena 7 anni il ministro Visco ha già incassato col vitalizio più di quanto ha versato al cattivo maestro eletto con i radicali Toni Negri un regalo da 589.000 euro, circa 700.000 all'ex leader del PDS Occhetto e alla moglie. Su questa questione 2 gli articoli in prima pagina su Libero, quello di Giampaolo Pansa: guardate i veri pensionati e decurtatevi, è una lettera alla casta. Dovrebbero essere i parlamentari a chiedere di fermare l'erogazione degli assegni per cui non hanno versato contributi. Lo facciano per rispetto nei confronti dei cittadini normali, prima che qualcuno decida di andare a prenderli coi forconi. Fare una legge che cancelli questo scempio è difficile, troverebbe un'infinità di nemici nelle istituzioni e non porterebbe a nulla, scrive Pansa. L'altro articolo è quello del direttore Maurizio Belpietro: basta cumuli, abolite i vitalizi, una testa, una pensione. Vitalizi e cumuli sono privilegi medioevali. In troppi, scrive Belpietro, hanno sia l'assegno da politico sia quello maturato lavorando. Una norma ingiusta e immorale, soprattutto nel momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini. Mattarella ha deciso di rinunciare a sommare il suo assegno da professore a quello da presidente. Perché il presidente del Senato Grasso non fa la stessa cosa? E sempre dalla prima pagina di Libero,
Un autogol, lo show elettorale di Renzi su Rai 1 da Giletti ieri, a Domenica In. Pensioni, vi restituisco €1 su 9, o se preferite 2 miliardi su 18, 2 diciottesimi uguale un nono. Sui rimborsi promette €500 a 4 milioni di persone, ma c'è la fregatura, finirà lì anche se mancano 16 miliardi, scrive Libero in prima pagina. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non è un po' troppo... Cosa? pesante? E se ci prendessimo una bella omelette a Parigi? Abituatevi ad andare lontano. Con Seat Leon Turbo Diesel o metano fai oltre 1200 km con un pieno. Questo mese scopri Leon TGI a metano a €18.550 o €219 al mese. TAN 2,99, TAG 4,79. Salvo approvazione Seat Financial Services. Anche domenica è su seatitalia.it. Signora, ha 20 secondi per me? Ma veramente il caffè... Se le dicessi che con Unisalute può disporre subito delle migliori strutture sanitarie in Italia? Subito? Che sono? Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Ah, vedi, quando c'è Unisalute c'è tutto. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi cerca di bandire il diesel. Che facciamo? Ci trasferiamo? Prima di cambiare città, proviamo a cambiare auto. Il mondo evolve in fretta. Per essere avanti anche nel modo di muoverti, non basta rottamare la tua vecchia auto. Passa all'ibrido. Oggi Yaris Hybrid con €3.500 di ecoincentivi Toyota per tutti. Ti aspettiamo anche sabato. Radio Padania. La tua voce libera. Senza filtri né censura. Radio Padania Libera. La voce della Lega Nord. La tua voce libera. Senza filtri né censura. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Padania Libera. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal centro geofisico prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. L'alta pressione atlantica si indebolisce sull'Europa centrale, una perturbazione investirà la regione alpina da questa sera a giovedì. Mercoledì sarà il giorno probabilmente di maggiore maltempo. Intanto vediamo le previsioni per oggi: abbastanza soleggiato, caldo estivo, ci sono annuvolamenti cumuliformi lungo rilievi e al mattino è possibile un rovescio isolato tra Verbano Lario e Valchiavenna, quindi dovrebbe essere asciutto fino poi in tarda serata, quando potrebbero arrivare rovesci e temporali su Piemonte e Lombardia occidentale. Le previsioni massime per oggi comprese tra i 25 delle prealpi e i 28 della pianura padana. Domani martedì nuvolosità in aumento a partire da Alpi e Prealpi,
dove potrebbero già verificarsi prima piogge al mattino. Nel pomeriggio rovesci e temporali più diffusi dalle Alpi e la fascia pedemontana. Sulla bassa padana ancora schiarite e piogge più rare oppure asciutto. E mercoledì molto nuvoloso con temporali sparsi più frequenti su Alpi e Prealpi e localmente intensi. Calo delle temperature. Giovedì e venerdì ancora molta variabilità, sole e nuvole e qualche pioggia o temporale, temperature massime attorno ai 20 gradi. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Torniamo allora a Libero in prima pagina. Perché il Veneto ripudia la sua Moretti, straniera in patria, l'articolo di Giuliano Zulin. Ci mancava Luisella Costamagna, l'ex Santorina, che scrive una lettera al Fatto Quotidiano per chiedere chiarezza sulla fondazione elettorale di Alessandra Moretti. Proprio lei, gli occhi azzurri più belli del PD, che per un attimo aveva sperato di conquistare la regione governata dal leghista Zaia. Invece anche stavolta probabilmente la sinistra in Veneto perderà, nonostante il centrodestra abbia voluto farsi male. Oltre al presidente uscente corre Flavio Tosi, ex leghista, che punta a ottenere più voti possibili per tentare la scalata insieme a centristi azzurri, padani delusi e piddini che non digeriscono l'avvocatessa di Vicenza, la candidata Alessandra Moretti. Tanto per dire, parecchi big dell'ex Margherita sono in lista con Tosi, il quale a questo punto dovrebbe portare a casa un risultato a doppia cifra, pescando nel PD. Ma se il centro del centro-sinistra non vota la candidata ufficiale, alla Moretti cosa resta? La sinistra no. Susanna Camusso ha detto di non votare per Alessandra Moretti. Non è che la CGIL in Veneto conti come in altre parti d'Italia, ma nell'entroterra veneziano sarà dura che i compagni scelgano la Moretti. Insomma, è stata più in TV che in Veneto, scrive Giuliano Zulin, perché Alessandra Moretti non piace. La Moretti è riuscita a perdere sia i voti dei compagni che dei centristi. Renzi l'ha scaricata e la base la accusa di farsi vedere solo alle elezioni. La sua corsa alla regione è un flop. Sempre dalla prima pagina di Libero, lo scoop della BBC sui barconi libici, posti riservati allo Stato islamico e non solo profughi, poi lo vediamo, e poi ancora parla l'uomo dello scandalo della cooperativa CPL Concordia, il vino D'Alema e compagnia bella. L'articolo è di Giacomo Amadori. Dopo 39 giorni passati tra il carcere di Poggioreale e quello di Modena, Francesco Simone, ex consulente per le relazioni istituzionali della CPL Concordia, è tornato nella sua casa di Roma. Il GIP di Modena, il GIP con parere favorevole, lo ha liberato sottoponendolo all'obbligo di dimora a Roma. Ho comprato vino e libri di D'Alema e la sua agenda si è subito liberata, dice l'uomo chiave dell'inchiesta Coop, l'ex consulente per le relazioni istituzionali della CPL Concordia. Il sindaco di Ischia voleva D'Alema sull'isola per la campagna elettorale. Politici scrocconi, ci fu anche chi andò in vacanza in Argentina. La cooperazione in Italia è passata da una storia di assistenza e mutuo soccorso a un'attualità di holding che utilizzano la legge sulle Coop per pagare meno tasse e avere dividendi defiscalizzati. Infine, dicevamo, lo scoop della BBC sui barconi libici, posti riservati all'ISIS e gli scafisti pagano il pizzo. Gli inglesi avrebbero già un piano per colpire le imbarcazioni, racconta Andrea Morigi. Un consigliere del governo libico di Tobruk svela alla BBC i rapporti fra lo Stato islamico e le cosche che gestiscono le traversate verso l'Italia. Ma il ministro Alfano minimizza. A noi non risulta nulla, ha detto il ministro Alfano. Sempre da Libero, poi un'altra questione in pagina di cronaca: psicofarmaci già al liceo. Nella fascia d'età fra 15 e 19 anni gli italiani sono i più impasticati d'Europa. L'abuso di medicinali per regolare il sonno e l'umore segna il picco in Italia. Li assume un adolescente su 10. Secondo l'esperto, troppe pillole a disposizione nelle case italiane. Il Fatto Quotidiano del lunedì si occupa di svariate cose, la mancia di Renzi, 500 euro ai pensionati, ma anche di nomine e Consob, l'autorità di controllo delle società quotate in borsa. Volti nuovi graditi ai vecchi, è l'articolo di Gianni Barbacetto a pagina 2.
In pole position l'ex ministro Barucci, diventato renziano, e la giudice Tavassi, in quota nuovo centrodestra, amica della compagna del presidente della Consob uscente Giuseppe Vegas. Ma vediamo anche la prima pagina del giornale. Grasso si tiene il malloppo, il presidente del Senato non imita l'esempio di Mattarella, ma c'è chi fa peggio. La famiglia Occhetto in attivo di 750.000 euro, i senatori miracolati. Intanto Renzi vuol ridare ai pensionati le briciole, Berlusconi dice no, rimborso per tutti. L'articolo di fondo è di Alessandro Sallusti, il presidente Mattarella si riduce la pensione, il premier Renzi taglia la pensione a tutti gli italiani. Un furto da 16 miliardi, scrive Sallusti. Solo alcuni pensionati avranno una mancetta, una tantum di 500 euro. Per tutti gli altri la sentenza della Corte Costituzionale che impone la restituzione dei 2 anni di pregresso ingiustamente trattenuto dallo Stato rimarrà lettera morta. Non ha i soldi per pagare Renzi, lo ha spiegato ieri, ospite da Giletti su Rai 1. Ma allora smettiamo di crocifiggere come delinquenti quegli italiani che non hanno soldi da dare a Renzi e quindi saltano o limano qualche scadenza fiscale. Un governo che non rispetta le sentenze non merita stima e fiducia. È una vecchia storia quella dell'Italia a 2 velocità e 2 morali, una per lo Stato e la politica, l'altra per le aziende e le famiglie. Prendiamo le pensioni dei politici, scrive il direttore del giornale. Oggi pubblichiamo quelle dei senatori già a riposo, con la differenza tra i contributi versati, una miseria, e i soldi incassati, un'enormità. È vero che di recente i parlamentari si sono dati una calmata, approvando norme che limitano o aboliscono antichi privilegi, ma è anche vero che certi furbetti non si danno mai per vinti. Prendiamo il presidente del Senato, l'ex magistrato Pietro Grasso. Non risulta che, a differenza di quanto fatto da Mattarella, abbia rinunciato al cumulo tra la pensione pubblica e l'indennità da senatore. Anzi, da quel che si deduce leggendo il sito del Senato, Grasso ci ha abbagliato con rinunce marginali, ma si è tenuto il malloppo, sforando alla grande i 240.000 euro all'anno stabiliti come tetto per le cariche pubbliche. Sono certo, conclude Sallusti, che se la legge rapina di Renzi ai danni dei pensionati dovesse passare al voto del Senato, il nostro Grasso non farebbe una piega e darebbe il suo consenso. Sacrifici dolorosi ma necessari per il bene del Paese. E l'esempio di Mattarella per Grasso sarà encomiabile, ma un caso di moralità basta e avanza per placare i pensionati. Anche sul giornale poi in primo piano jihadisti sui barconi, ma il governo preferisce non crederci, scrive Roberto Fabbri. A lanciare l'allarme non è uno scaffista né un fazioso politico italiano. A dire alla BBC che tra i migranti sui barconi sono nascosti gli jihadisti dell'ISIS è il consigliere governativo libico Abdul Harun, non l'ultimo arrivato. Eppure il governo italiano e i servizi segreti preferiscono snobbare la minaccia, anzi la liquidano con un'alzata di spalle come allarmismo della destra xenofoba. In primo piano ancora sul giornale, poi democratico e furbetto, benefattore o affarista, Soru non paga mai il conto, il processo per evasione, la sua Tiscali salvata da appalti pubblici, il buco del quotidiano L'Unità a carico dei giornalisti. Ma a pagina 2 sul giornale c'è l'articolo di Fabrizio Ravoni sulla furbata di Renzi, elemosina ai pensionati col tesoretto fantasma. Ad agosto, ha annunciato Renzi, daremo 500 euro a 4 milioni di persone, zero sopra i 3.000 euro, risorse tutte da trovare, servono altri 16 miliardi. Dopodiché il giornale fa 2 paginate su chi ha guadagnato più di quanto ha versato, stavolta al Senato della Repubblica, quei 750.000 euro di sbilancio incassati dai coniugi Occhetto, da Pieraccini, ex ministro del bilancio, successore di Giolitti negli anni 60, all'ex PM Ayala e Jasz Gabronski, il tesoro portato a casa da senatori che spesso hanno lasciato la politica da decenni. Il record della coppia formata da Occhetto e dalla moglie viene superato dai compagni Pellegrino e Pasquino, rispettivamente 1.270.000 euro di differenza fra versato e incassato e 800.000 euro. Il giornale ha calcolato il gap tra i contributi effettivamente versati e quanto percepito dall'addio dal Senato a oggi, sulla scorta di Libero. E sempre dal giornale a pagina 8, uno schiaffo ai poliziotti costretti a comprarsi le divise per l'estate, il Ministero dell'Interno non ha fondi e il sindacato lancia una raccolta fondi per chiedere
Aiuto ai cittadini. Lo Stato che non c'è, titola il giornale. Il corpo di polizia è scoraggiato. In Italia sprecano su tutto, tagliano la sicurezza. Sempre poi dal giornale di oggi, a pagina 16, l'inchiesta sui manicomi criminali che chiudono e il matto è senza fissa dimora. Dal 1 aprile chiuse le vecchie strutture, le nuove non sono pronte. Politica all'italiana, si rischia il bis tragico della legge Basaglia. Regionalizzazione fa rima con confusione, scrive Giuliana De Vivo. Lombardia a parte, da nord a sud ci si arrangia inventando soluzioni tampone. Questione è quella della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Non ci sono controlli, così possono scappare i pazienti pericolosi, dice il perito psichiatrico del Tribunale di Roma. La legge non prevede più obblighi di sorveglianza, molti centri non sono adatti a curare i malati mentali. I mafiosi ora usano falsi certificati per avere l'infermità mentale. Il nostro potere di intervento su chi esce è ridotto alle emergenze. L'iter di recupero è sempre complesso, non basta solo farli lavorare. E chiudiamo dal giornale con uno sguardo un pochino più approfondito all'articolo di Giuseppe Marino su Renato Soru, 57 anni, eurodeputato del PD, segretario regionale sardo del partito, già presidente della regione Sardegna, editore dell'Unità. Il benefattore che fa gli affari e poi scappa quando c'è da pagare, titola il giornale. Era editore dell'Unità, il buco sarà a carico dei giornalisti. Tuonava contro la speculazione ed è a processo per evasione e gli appalti pubblici salvano la sua Tiscali. 1.700.000 euro è la somma che Soru avrebbe sottratto al fisco intestando a società estere il controllo di alcune aziende basate in realtà in Italia. 88,9% il ribasso record che ha consentito a Tiscali di aggiudicarsi l'appalto per la fornitura di telefonia e servizi internet alla pubblica amministrazione. Sul contratto pende un ricorso di Fastweb. A controllare le aziende del politico PD era una società con sede alle Isole Vergini, paese nella lista nera del fisco. Dal giornale passiamo però al quotidiano nazionale. Qui si segnala in prima pagina il commento su Nazione, Resto del Carlino e Giorno di Giuliano Cazzola, ex sindacalista CGIL, poi per lungo tempo deputato del PDL, poi di Scelta Civica. Non c'era altra scelta. Per capire le reali intenzioni del governo sulla questione pensioni sarà opportuno attendere gli esiti del Consiglio dei Ministri di oggi. Ci sono taluni aspetti che le anticipazioni televisive di Renzi non chiariscono. Il governo, scrive Cazzola, varerà un decreto legge o si limiterà a ribadire le linee generali del provvedimento in attesa che passi la nottata delle elezioni regionali. C'è da supporre che la decorrenza dal 1 di agosto non risponda solo a esigenze di copertura finanziaria, ma sia dettata dalla scelta di prendere tempo. In ogni caso ci si avvia verso un rimborso parziale, spostando verso l'alto il cursore dei soggetti salvaguardati, sulla base di un multiplo superiore al livello di 3 volte il trattamento minimo, come previsto dall'articolo 24 del decreto Salva Italia, la riforma Fornero. Quella annunciata da Renzi è una soluzione non solo sostenibile sul piano economico, ad essa verrà destinato il cosiddetto tesoretto, ma corretta nei confronti delle motivazioni della sentenza della Corte. La Corte non ha ritenuto illegittimo l'intervento in sé, ma i criteri e le modalità adottati nel 2011, sostenendo che la mancata erogazione delle indennità di rivalutazione sulle pensioni superiori a 1.450 euro lordi mensili penalizzava in modo permanente i trattamenti medio-bassi. Ecco perché una rimodulazione del taglio della perequazione automatica 2012-2013 non comporta solo una riduzione compatibile dell'ammontare da restituire ai pensionati, ma aggiusta le norme del 2011 in maniera corrispondente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dalla Corte. Sarebbe stato paradossale che una sentenza della Corte Costituzionale per tutelare le pensioni medio-basse ingiustamente colpite nel potere d'acquisto si fosse risolta in un beneficio a favore degli assegni medio-alti, su cui, ad avviso della Corte, è legittimo intervenire. Così la vede Cazzola. A pagina 3 la vede molto diversamente l'avvocato dei pensionati. Ha sabotato la sentenza, milioni di ricorsi ancora in vista, il governo danneggia tutti, dice
Riccardo Troiano, il legale che per conto di Federmanager e Manager Italia aveva patrocinato davanti alla Corte Costituzionale la causa di un pensionato di Palermo che aveva sollevato la questione di legittimità della mancata rivalutazione delle pensioni. Se faranno un decreto legge con questa cifra, il giorno dopo si potrà andare in tribunale, dice l'avvocato Troiano. La soluzione annunciata da Renzi sarebbe un sabotaggio della sentenza della Corte Costituzionale, un pasticcio che danneggia tutti. Peggio di così non si potrebbe fare. Dopo la sentenza della Corte, dice l'avvocato Troiano, milioni di pensionati hanno scoperto di avere un diritto che prima non sapevano di avere. Oggi sanno già quello che spetta loro. Questa potrebbe diventare la battaglia di tutti. Prevedo milioni di ricorsi. Se il rimborso medio era stimato in 2.000 euro in media per 6 milioni di pensionati, dare 500 euro a 4 milioni significa deludere i diritti dei cittadini. Perciò uso il termine sabotaggio da parte di Renzi. Vengono totalmente discriminati coloro che hanno una pensione superiore a 3.000 euro lordi, in quanto considerati pensionati d'oro. Per di più, chi percepisce 3.100 euro lordi perde il diritto. Chi ne percepisce 3.000 rientra nella fascia che ha diritto a 500 euro. Spero ancora che il Presidente del Consiglio stesse parlando di acconto e non di cifra complessiva, ma dalle parole usate temo che si tratti di un versamento una tantum e quindi di un pasticcio, dice l'avvocato Troiano. Tra l'altro bisogna capire se sono 500 euro modulati in funzione del livello di pensione percepito o sono 500 per tutti. Non si riesce neanche a comprendere se lordi o netti, che non è una differenza da poco. Inoltre sarebbe tutto sospeso fino ad agosto. Vedremo dopo il provvedimento, prevedo milioni di ricorsi, dice l'avvocato. Sempre dal Quotidiano Nazionale, poi una notizia dalle pagine di cronaca. Party hot con cocaina e video segreti, un gigolò, anzi una serie di gigolò ricattavano la cosiddetta Roma Bene, complici un poliziotto e una escort. Nella rete anche un autore della RAI che denunciò: ho subito un'estorsione da 40.000 euro da parte di 2 gigolò e una escort. Prestazioni e tariffe su misura, la gente raccoglieva dati sul reddito dei clienti vittime da ricattare. E sempre dalle pagine di cronaca del Quotidiano Nazionale, sì in municipio per un Bergoglio a Bergamo, con tanti auguri dal cugino Papa. Telefonata dal Vaticano per Maurizio Bracchino e la novella sposa. Si sono sposati civilmente. Nessun sacramento. Il rito civile è stato celebrato dal sindaco di Treviglio. E sempre dal Quotidiano Nazionale, imbarazza il tesoro dei coniugi Clinton per 100 discorsi in pubblico, 25 milioni di euro. Onorari super nel 2014. Una tegola sulla corsa elettorale di Hillary Clinton. Corrotta, avida ma inevitabile, i media statunitensi fanno Hillary Clinton a fette, grande stampa scatenata, dietro forse c'è Obama, scrive Cesare De Carlo. Hanno raggranellato, messo insieme un tesoretto di oltre 30 milioni di dollari, è la cifra fatturata da Bill e Hillary Clinton negli ultimi 16 mesi. Gran parte di queste entrate, 25 milioni di dollari, derivano da oltre 100 discorsi a pagamento tenuti dai due dal gennaio 2014. I numeri sono quelli svelati dalla campagna elettorale della Clinton e inoltrati dalla ex coppia presidenziale alla Federal Election Commission. Non sono certo numeri da americani di tutti i giorni, da uomo comune a cui la candidata alla Casa Bianca si è rivolta fin dal primo giorno della sua discesa in campo per le presidenziali del 2016. Lasciamo il Quotidiano Nazionale, andiamo alla prima pagina del Foglio del lunedì. L'argomento di apertura del Foglio di oggi è dedicato a ciò che è stato pubblicato la scorsa settimana sulla città di Palmira, in Siria. Cosa perdiamo se l'ISIS si prende Palmira? Il sito archeologico romano in Siria è minacciato dall'arrivo del califfo. Quelle rovine nel deserto ci riguardano da vicino. Mentre il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, si occupa dell'economia, i numeri della crescita dicono che sull'economia non esiste nessun effetto Renzi. È vero che qualcosa si muove, i dati migliorano di poco, la crescita in Italia non è più sotto zero, è di poco sopra il livello dello 0 più 0,3% l'ultimo trimestre, anche se con poca decenza
Alcuni campioni del renzismo sostengono che l'Italia oggi cresce come la Germania. Gli sgravi previsti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, 8.060 euro all'anno da risparmiare per chi assume, non sono pochi, hanno spinto molte aziende a convertire contratti precedenti a tempo determinato e hanno permesso ad alcuni imprenditori di assumere persone che senza sgravio non avrebbero mai assunto, ma il Jobs Act non c'entra nulla. I dati sull'occupazione che oggi conosciamo riguardano i primi 3 mesi dell'anno. Ai campioni del renzismo, convinti che i numeri positivi sull'occupazione siano figli della riforma sul lavoro, andrebbe ricordato che la riforma sul lavoro è entrata in vigore il 1° marzo. Qualcosa si muove dunque, ma a voler essere sinceri, nel valutare la politica economica del governo e l'impatto che avrà nella crescita del paese, c'è un elemento che bisogna mettere a tema e riguarda un numero terribile con cui il Presidente del Consiglio dovrà fare i conti, lo zero. Zero come l'effetto Renzi. Con i numeri si può giocare fino a un certo punto, incrociando i dati presenti all'interno dell'ultimo documento di economia e finanza, le stime di Banca Italia e un documento appena pubblicato da una delle società di consulenza più importanti d'Europa, Prometeia. Il risultato è che sull'economia non esiste alcun effetto Renzi. Giuliano Ferrara invece si occupa della riforma della scuola in rivolta, suona familiare, sono tutti in girotondo, grembiulino e fiocchetto contro il prepotere del signor o della signora preside, contro il governo, contro il capitale, contro i sistemi di valutazione, per il passaggio di ciascuno in ruolo ope legis. Non gli sta bene neanche l'appello di Renzi a studiare di più il latino oltre al resto, a curare gli edifici scolastici fatiscenti con i soldi dello Stato povero, ad alternare scuola e lavoro. Ma vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi, una valanga di divorzi brevi. È l'argomento affrontato dal direttore Italia Oggi 7, Marino Longoni. Dal 26 maggio oltre 200.000 coppie potranno presentare la domanda di divorzio breve. La maggior parte di loro lo farà con l'effetto di intasare gli uffici giudiziari. Una valanga di domande di divorzio in arrivo dal 26 maggio, quando entra in vigore la legge sul divorzio breve, la 55/2015. Ogni anno vengono definite più di 60.000 domande di separazione consensuali, più di 30.000 giudiziali. Finora questi ex coniugi avrebbero dovuto aspettare 3 anni prima di presentare domanda di divorzio. Ora i tempi si sono ridotti a 6 mesi e 1 anno. Oltre 200.000 coppie la settimana prossima potranno presentare domanda di divorzio, con il rischio di ingolfare la macchina della giustizia, vanificando così lo scopo della legge, che era quello di accelerare i tempi che oggi, soprattutto quando manca l'accordo tra gli ex coniugi, sono lunghi. Occorrono mediamente 650 giorni per definire una separazione giudiziale, 660 per un divorzio. In questi casi la velocizzazione non ci sarà o sarà molto modesta. A pagina 5 invece di Italia Oggi, la questione della Tasi, bisogna cominciare a pagare entro il 16 giugno, complicazioni senza fine tra le poche certezze e le scadenze, 16 giugno, 16 dicembre, ma anche per quest'anno sta ai contribuenti calcolare l'imposta sui servizi cosiddetti indivisibili, la Tasi. I comuni non hanno alcun obbligo di inviare a domicilio dei cittadini i bollettini di pagamento precompilati, ma devono comunque implementare un servizio di assistenza a favore dei contribuenti. Poi c'è la questione della delega fiscale che è impantanata. Per completare la riforma mancano una dozzina di provvedimenti, il termine è il 27 giugno. Lasciamo con ciò Italia Oggi 7 e diamo un'occhiata anche al Corriere Economia. Qui si segnalano 2 pagine sui signori della borsa, la borsa valori, piazza affari e dividendi. Del vecchio Luxottica torna sul trono, ma il vero padrone è lo Stato. A Luxottica, al patron di Luxottica Del Vecchio, 490 milioni di dividendi, superati i Benetton che si fermano a 326. Alle 40 famiglie più ricche, 2,1 miliardi di dividendi in borsa, il Ministero del Tesoro ne incassa 1,4. E poi Agnelli, Ferrero e Lavazza, chi sono gli imprenditori che hanno più liquidità, i tesoretti in cassaforte, miliardi pronti da spendere dopo le cessioni, 1,5 miliardi la liquidità di edizione presieduta da Gilberto Benetton, 1,4 miliardi la cassa di Luxottica,
1 miliardo la Exor, la holding guidata da John Elkann, 550 milioni le attuali risorse di Fininvest, presieduta da Marina Berlusconi. Repubblica Affari e Finanza invece si occupa della presenza dello Stato nell'economia francese, alla luce del fatto che l'argomento di apertura, l'articolo di Giovanni Pons, è dedicato alle 3 mosse della Renzinomics: banda larga, industria e banche, il governo e la politica industriale. Così Renzi cambia le regole del gioco, dall'Ilva alla banda larga, al mondo del credito. Palazzo Chigi si muove con un interventismo inedito. Lo Stato torna a pesare sull'economia con le sue scelte, ma non secondo modelli precostituiti. E alla luce di questo poi il secondo articolo è dedicato alla Francia, dove lo Stato padrone ha oltre 1500 imprese nel proprio portafoglio. In 10 anni l'Agenzia delle partecipazioni statali di Parigi ha raddoppiato la sua presenza. Le azioni oggi in suo possesso valgono più di 100 miliardi. L'ingresso in PSA Citroën e la difesa del doppio voto in Air France e Renault. È il più importante operatore sulla borsa di Parigi. All'ultimo conteggio lo Stato francese ha un tesoretto di azioni in società quotate pari a 83 miliardi. E sempre da Repubblica Affari e Finanza, pagina 12, c'è l'articolo di Nicola Lombardozzi sulla Russia e le sanzioni. Le sanzioni hanno fatto rinascere l'industria russa. Quello che non si esporta si produce, quello che non si importa per via delle sanzioni si produce in Russia. Gli imprenditori italiani che si sono creati una base produttiva cercano di limitare gli effetti dell'embargo, ma è sempre più difficile far capire all'opinione pubblica russa che deve differenziare il suo giudizio fra paese e paese. Prima della pubblicità facciamo in tempo a segnalare anche 2 articoli, sempre su Repubblica Affari e Finanza. Carpi, appena andata in Serie A la squadra del Carpi. Il distretto dei filati della maglieria del tessile dà un calcio alla crisi, prima la grande stagnazione, poi il terremoto. Imprese e posti di lavoro si sono dimezzati, ma le esportazioni hanno tenuto sui ricavi, finanziato la ricostruzione e il ritorno nell'Olimpo del tessile, e ora si torna anche ad assumere. Brutte sorprese invece a Torino per la De Tomaso, dentro la scatola cinese che l'ha comprata, una società quotata alla borsa di Hong Kong con sede alle Isole Vergini si è aggiudicata un'asta per la De Tomaso dove è successo di tutto per €1 milione. Ma di questi qui non si sa nulla dei nuovi padroni della De Tomaso. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdure italiana in formato XXL. Da oggi mele Golden 2 kg più 500 grammi gratis a €1,89 e champignon 500 grammi più 150 grammi gratis a €1,69. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da €16.900. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa €16.900. E se vuoi anche il Bluetooth €16.900. I sensori di parcheggio €16.900. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da €16.900 e solo a maggio il navigatore touch è in omaggio, anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E andiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Qui ci sono altre notizie per i contribuenti. La corsa del fisco locale porta l'IRPEF a 16 miliardi, effetto combinato degli aumenti già decisi e in arrivo. Con gli aumenti già decisi da enti locali, comuni e regioni, l'addizionale IRPEF promette di incassare almeno 16 miliardi di euro all'anno. Rispetto al 2010 l'incremento è del 37%, spinto soprattutto dalle regioni, ma gli effetti concreti sui contribuenti cambiano secondo i territori. L'incremento più imponente si registra a Milano e Venezia. Roma rimane la più cara. Sempre poi dalla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, la zavorra delle tasse sui bilanci, conti in rosso per 151.000 aziende, il 20% a causa delle imposte. Un'azienda su 5, tra quelle che hanno chiuso il bilancio in rosso, è in perdita a causa delle imposte. Si tratta di 30.000 imprese su un totale di 151.000 in perdita, secondo il report di Infocamere
sui bilanci di 470.000 società che hanno depositato il bilancio in formato elettronico. Dal 2011 al 2013 la quota di società in rosso è passata dal 29 al 32%, ma il primo piano del quotidiano di Confindustria è dedicato ai riassetti istituzionali e al fisco e le tasse delle autonomie. Per il primo capitolo le province, le 6 incompiute della riforma delle province, ci sono ritardi sull'individuazione delle funzioni, sul personale da spostare, sui criteri della mobilità e sulla ricognizione dei posti liberi. Mancano le regole per i passaggi nella pubblica amministrazione e quelli per i trasferimenti fra enti territoriali, la cosiddetta riforma abolizione, anzi, delle province. Mentre Venezia e Milano sono in testa nella corsa dell'IRPEF locale. Le aliquote di regione e comune aumentano fino al 125% per i contribuenti veneti, del 102% per i lombardi. Nel 2015 le addizionali potrebbero superare i 16 miliardi, più 37% sul 2010. Nei primi 3 mesi di quest'anno, scrive Gianni Trovati, le addizionali IRPEF hanno dimostrato un'ottima salute e hanno registrato aumenti intorno al 4%, che promettono di aggiungere altri 500 milioni alla montagna dell'imposta locale sui redditi. A spingere gli incassi però sono più che altro gli effetti degli aumenti decisi lo scorso anno per i 2 meccanismi di acconto e di saldo che governano i pagamenti delle addizionali regionali e locali. A pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi, la questione dell'edilizia scolastica invece, lavori ancora in corso in una scuola su 2, avanzamento a metà per i programmi speciali varati un anno fa. Il Sud è in grave affanno, attive fino a 13 fonti di finanziamento, ora la gestione sarà centralizzata al Ministero dell'Istruzione. Poi c'è una tabella, anzi una cartina d'Italia con i distretti dell'innovazione. L'innovazione italiana accelera in periferia, cioè in provincia sostanzialmente. Su Infodatablog ci sono anche gli indici di ricerca e sviluppo, le regioni italiane più scientifiche, 10 anni dal 2003 al 2013 che hanno cambiato il tessuto imprenditoriale, crisi dilagante che ha tagliato ordinativi e forza lavoro e che ha eroso la capacità di innovare, in particolare in Lazio, Lombardia e Piemonte. In queste regioni il numero di brevetti e marchi registrati all'anno è notevolmente calato, 30% di meno di media, come naturale effetto della ridotta competitività delle grandi industrie. Al contrario, le aziende delle province più periferiche hanno puntato tutto sull'innovazione. L'Emilia-Romagna ha toccato 144 brevetti registrati ogni 100.000 abitanti, meno dei 172 della Lombardia, ma più dei 139 del Lazio. Nelle Marche le idee brevettate sono salite, in Toscana pure e in Friuli Venezia anche, a dirlo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico. Infine, sempre dal quotidiano di Confindustria, il benessere dell'OCSE divide l'Italia in 2, in ritardo su lavoro e scuola. I migliori voti li ottiene in 2 materie, equilibrio, vita privata, lavoro e reddito e ricchezza. Anche per quanto riguarda lo stato di salute e le relazioni sociali se la cava benino, insufficienza in educazione e lavoro. Esce con questi risultati l'Italia nell'analisi House Life realizzata dall'OCSE in 36 paesi. Lo studio viene presentato oggi insieme al lancio della versione italiana del Better Life Index, l'indice della vita migliore, il BLI in sigla inglese, che è basato sulle statistiche e sulle risposte dei singoli espresse tramite un sito interattivo per misurare qualcosa di più oltre al PIL. Ma dal Sole 24 Ore del lunedì vi segnalo anche la questione dell'ICI, uno dei tanti casistica dell'ICI o IMU che dir si voglia. Le agevolazioni ICI relative all'abitazione principale, alla prima casa, si applicano soltanto al fabbricato che costituisce dimora abituale della famiglia. Ne consegue che l'esenzione non spetta all'immobile che è in possesso del coniuge se l'altro coniuge dimora in un'altra città. Queste le conclusioni della CTR Lombardia, la Commissione Tributaria, sezione staccata di Brescia, contenute in una sentenza che si riferiva proprio a questo. L'ICI è più pesante se il coniuge vive altrove, se lavora per esempio all'estero. Disconosciuta l'agevolazione a una contribuente domiciliata in Italia il cui marito risiedeva abitualmente a Berlino.
C'è anche da segnalare nel inserto l'esperto risponde del Sole 24 Ore di oggi, la questione sempiterna, non muore mai, quella delle bollette del gas e della luce. Bollette al bivio tra mercato e tutela, il passaggio alle offerte libere, al libero mercato, va accuratamente misurato su abitudini e necessità personali. E poi c'è la questione delle bollette salate e incomprensibili. Ho ricevuto una bolletta del gas che mi sembra troppo alta, tenendo conto che nel periodo considerato sono stato spesso fuori casa e non posso aver consumato. Cosa posso fare? La domanda tipica. E da lì si apre un ginepraio che, nonostante tutte le liberalizzazioni e la nascita delle authority a tutela del contribuente e via dicendo, dal 98 a oggi è andato solo peggiorando, perché la leggibilità delle bollette è peggiorata anno dopo anno. Comunque c'è l'inserto, l'esperto risponde oggi sul Sole 24 Ore. Torniamo brevemente adesso al primo piano del Corriere della Sera, tutto dedicato alla questione delle pensioni innanzitutto e all'annuncio del Presidente del Consiglio Renzi, la promessa del Premier, 500 euro a 4 milioni di pensionati, facciamo così anche con le tasse, ti devo 18, ti do 2, cioè in rapporto di 1 a 9, ti do 1 al posto di 9, mettiamola così, anche per l'IMU, la Tasi e compagnia bella. Entro il 2016 poi la Salerno-Reggio la finiamo, ha detto Renzi. L'autostrada Salerno-Reggio sarà completamente finita entro il 2016. Da lunedì il nuovo CDA dell'ANAS, entro il 2016 conclusi i lavori. Per quanto riguarda invece la questione delle pensioni, l'ex manager della Standard Giuseppe Cardinale, quello citato prima dall'economista Alessandro Penati su Repubblica, 70 anni, palermitano, ex manager della Standard, è il pensionato che per primo ha messo in discussione davanti a un tribunale la riforma delle pensioni Monti-Fornero, nel punto in cui bloccava l'indicizzazione degli assegni sopra 3 volte il minimo. Ho rispetto, ma è poco, dice l'ex manager che ha vinto la causa. A me lo Stato dovrebbe restituire circa 2.500 euro. Questa una tantum mi sembra un contentino. Renzi vuole restituire a noi pensionati 500 euro il 1 agosto? Certo, ho sentito, ma io sono tifoso del Palermo, stava iniziando la partita e ho preferito cambiare canale, dice Giuseppe Cardinale, il quale osserva: la mia associazione di categoria Manager Italia mi ha chiesto la disponibilità a fare ricorso. Ho messo la mia storia di pensionato, loro hanno messo gli avvocati. I 500 euro che il governo verserà il 1 agosto a 4 milioni di pensionati non mi soddisfano per nulla. Sia chiaro, ho rispetto dei soldi, so quanto si fatica a guadagnarli, ma questo mi sembra un contentino elettorale. Mi aspettavo più di 2.000 euro lordi, questo è il valore della mancata indicizzazione come calcolato sulla mia pensione. Il mio lordo è pari a 2.100 euro al mese. Per i 500 euro una tantum il governo mette in campo 2 miliardi, soldi che dovevano andare alla lotta alle povertà. Ma noi pensionati vogliamo soltanto concretezza e giustizia. La Corte Costituzionale ha parlato chiaro. Non ho mai votato Renzi, ma qui la politica non c'entra. C'è un problema. Per ora non vedo una soluzione adeguata. Mi consulterò con le associazioni promotrici del ricorso e gli avvocati. Insieme decideremo. Ricorsi prevedibili. Mentre a pagina 3 Enrico Marro cerca di spiegare quello che ancora il Premier peraltro ha solo annunciato in forma generica. Oggi il Consiglio dei Ministri lo deciderà sulle pensioni, la guida a scaglioni e mini risarcimenti, una tantum al netto delle tasse, ma esclusi 1.200.000 pensionati. Per restituire tutto a tutti servirebbero almeno 11 miliardi, si dice 18 complessivamente, mentre a pagina 5 c'è l'incognita di 12 miliardi di nuove tasse. Enti locali, sindaci e governatori hanno margini per rialzare le imposte del 2015. Il gettito fiscale delle regioni potrebbe arrivare a 7 miliardi, 3 miliardi e mezzo il gettito in più che le regioni potrebbero chiedere ai cittadini contribuenti, fino di fatto a raddoppiare le entrate attuali. Il federalismo fiscale si è fermato, scrive Mario Sensini, ma le tasse locali continuano ad aumentare. In vista della scadenza di metà giugno, Tasi, IMU, già una dozzina di capoluoghi, tra cui Bologna, Livorno, Modena e Treviso, ha deciso di aumentare le aliquote delle imposte sulla casa. 3 regioni hanno alzato le addizionali IRPEF sui redditi.
Sindaci e governatori hanno ancora tempo per manovrare le tasse del 2015 e soprattutto hanno ancora un grande margine per alzare le tasse. Se lo usassero tutto, i tributi locali potrebbero salire di altri 12 miliardi di euro, scrive il Corriere della Sera. I governatori delle regioni, secondo i dati dell'ufficio di bilancio della Camera, autorità indipendente sui conti pubblici, i governatori delle regioni potrebbero spingere l'aliquota dell'addizionale IRPEF di un ulteriore 38% rispetto ai 2,2 miliardi incassati nel 2013 e quella della sovrattassa IRAP del 72%, oltre il 1 miliardo e 200 milioni ottenuti nel 2013. Il gettito dell'autonomia fiscale delle regioni teoricamente potrebbe salire di 3 miliardi e mezzo dai 3,4 del 2013 fino a un totale di 7 miliardi. C'è poi la questione della spesa pubblica, 5 governi, 33 rapporti, ma la spesa pubblica sale di 107 miliardi, scrive Sergio Rizzo. Per Confartigianato, se l'Italia avesse seguito la media dell'Unione Europea, avrebbe risparmiato 23,2 miliardi. Risale al 2007 la storia della spending review sui conti pubblici italiani. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, la questione della scuola, apertura dal governo sul ruolo dei presidi, oggi la riforma torna in aula, le riunioni fino all'ultimo per definire le modifiche. Renzi si dice pronto al confronto, i docenti saranno giudicati in base a progetti, risultati ottenuti, lavoro in team. Mentre sempre dal Corriere della Sera, Parigi dice no alle quote di migranti e timore a Bruxelles per il piano dell'Unione Europea, il piano Juncker. Il premier francese è sotto pressione in patria e ha ribadito saremo noi e non l'Europa a decidere a chi dare asilo. Dopo Gran Bretagna, Ungheria e Polonia, anche la Francia dice no al sistema di quote di migranti da accogliere in ciascun paese europeo proposto dal presidente della Commissione Juncker per aiutare l'Italia e far fronte all'emergenza sbarchi nel Mediterraneo. Il no francese è arrivato con le parole del primo ministro Valls, pronunciate alla frontiera franco-italiana di Mentone, dove tra lunedì e giovedì sono state fermate 944 persone. Sono contrario, ha detto il premier Valls, all'instaurazione di quote di migranti. Questo non ha mai corrisposto alle proposte francesi. La Francia è favorevole invece a un sistema europeo di guardie di frontiera. Abbiamo considerato che fosse necessario dire le cose ad alta voce perché non ci fossero ambiguità, ha detto ancora il primo ministro francese. La questione delle quote è fonte di confusione. Non bisognava dare l'impressione che le avremmo accettate. Saremo noi a decidere a chi dare asilo. Prova a contrapporsi alla Francia Alfano. Non si torna indietro, l'obiettivo è comune, è importante stabilire i criteri per redistribuire i profughi. Sulla rilocazione, sui numeri, l'Unione decide alla fine del mese, l'appuntamento 27 maggio. Quel giorno la Commissione europea dovrebbe rendere noti i dettagli operativi della agenda sull'immigrazione. Intanto racconta Francesco Alberti da Mentone, proprio da dove si è pronunciato il premier francese dicendo no alle quote dei migranti e saremo noi a decidere a chi dare asilo. Da Mentone, un cittadino, Thomas. Lei è mai stato sulle nostre spiagge, da Mentone a Roquebrune fino a Cap Martin, e ha mai visto un ambulante, un vucumpra come li chiamate in Italia? Neanche uno, stia sicuro. E allora può immaginare la nostra opinione su questa trovata europea delle quote. Pessima, dice Thomas, e come lui la pensano migliaia di francesi, scrive Francesco Alberti nel reportage da Mentone, giusto appunto. È di notte che si capisce che qualcosa sta cambiando, racconta un altro cittadino francese. I primi treni dell'Alba, in arrivo da Ventimiglia, sono monopolio di nordafricani di ogni tipo. C'è la famigliola in cerca di lavoro, ma anche malintenzionati. Per non parlare del ritorno dei passeurs che in tutto ciò speculano, sospira Jacques, che fa l'artigiano a Mentone. E un signore al suo fianco aggiunge: noi le quote le abbiamo già, arrivano ogni notte da Ventimiglia. Basta mettere il naso fuori dal bar e ci si imbatte in uno spiegamento di forze dell'ordine che non ha nulla dell'ordinaria amministrazione. Il confine di montagna e quello a livello del mare sono blindati 24 ore su 24. Schengen a parole non si tocca, ma le maglie in Francia si stringono sempre più.
Non siamo ai respingimenti di massa, ma il numero dei migranti che partono da Ventimiglia per far di ritorno qualche ora dopo sta aumentando. Il quotidiano Nice Matin ieri titolava Surprise Valls, l'arrivo del primo ministro francese in questa terra di frontiera. Una sorpresa dovuta, più che alla presenza, alla perentorietà con la quale il primo ministro francese ha detto no all'accordo europeo sulle quote di migranti da redistribuire. L'idea di distribuire i non regolari sulla base di criteri come il numero degli abitanti, il prodotto interno lordo, i tassi di disoccupazione è stata liquidata dal primo ministro come un sistema non equo. Il furgone di polizia comparso davanti alla stazione di Mentone è una novità rassicurante per i cittadini francesi. Svolgono un controllo capillare, dicono al bar Terminus. Alcuni clandestini sono stati rispediti indietro. Eric Ciotti, presidente del Dipartimento Alpi Marittime, coglie al volo gli umori dei suoi cittadini. È una situazione di estrema tensione, dice. Giusto accogliere quelli che hanno titolo per l'asilo politico. Gli altri vanno respinti e a Mentone rivogliamo il confine. Nel caso lo scenario peggiorasse, si potrebbe arrivare al ripristino della frontiera, come prevede la clausola di salvaguardia. Questa linea sta facendo proseliti. Il deputato di Nizza, Christian Estrosin, ha consegnato a Valls una proposta di legge che estende i controlli ai migranti fino a 20 chilometri dal confine. Il problema è che se un clandestino supera le maglie alla frontiera e raggiunge Nizza, poi diventa un invisibile. La partita si gioca qui e nessuno farà sconti. Da Mentone, il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidamente. Il sogno del 6-1 per le prossime regionali. La paura però è quella del 4-3, cioè di perdere Liguria, non soltanto il Veneto, ma anche la Liguria e l'Umbria, magari, o meglio, di perdere la Liguria e un'altra regione a scelta, diciamo così. Renzi si lancia nello sprint finale. Il segretario del PD, l'altra regione più probabile è la Campania, a dire il vero. Il segretario PD farà altre incursioni in Liguria e appunto in Campania. Sempre poi dal Corriere della Sera, per la pagina degli esteri, lo Stato islamico, l'ISIS, il califfato, conquista Ramadi in Iraq e i jihadisti però sono stati sconfitti dai siriani a Palmira, una città chiave in Iraq, cade nelle mani dei jihadisti del califfato nonostante i raid statunitensi. Però Damasco annuncia sono salvi i monumenti romani di Palmira. Mentre dei nuovi giochi di guerra si occupano Guido Olimpio e Guido Santevecchi, l'iniziativa soprattutto è quella militare cinese, grandi muraglie oceaniche, acque contese, un traffico di merci da 5 trilioni, cioè 5.000 miliardi di dollari all'anno, così l'espansionismo della Cina preoccupa l'America e il Giappone. Le mosse dal Pacifico al Mediterraneo. Concludiamo con la rubrica di Pierluigi Battista, particelle elementari, sul nuovo amore per Cuba. Tanto peggio per i dissidenti. Magari, scrive Battista, nella festa della meravigliosa riconciliazione con il regime cubano, magari un accenno, solo un accenno, per carità, non sia mai che si guasti il clima di commovente distensione alle migliaia di detenuti politici nelle carceri di Fidel Castro. E un prete, non diciamo il Papa per carità, ma un curato di campagna, che dopo gli abbracci con Raúl Castro reciti una piccola preghiera per un uomo che si chiamava Orlando Zapata Tamayo, che era entrato nelle galere di Castro solo per aver espresso un'opinione critica. Ne è uscito morto dopo uno sciopero della fame per le condizioni in cui a Cuba versano ancora i dissidenti. E i Roberto Saviano, gli Henry De Luca, tutti quelli che giustamente protestano contro ogni limite della nostra libertà di espressione, potrebbero sprecare un solo momento della loro preziosa battaglia a difesa di se stessi per pensare anche alla libertà altrui, agli scrittori che non possono pubblicare a Cuba, ai giornali che non possono uscire, ai cubani che se ne stanno in silenzio perfino nei bar pieni di delatori del regime? Per carità, che bella la riconciliazione, ma una parolina sola contro un'orrenda tirannia è proprio inopportuna. Va bene che tanto non ce ne importa più nulla dei diritti umani e che chi rivendica diritti di qua, ma solo di qua al calduccio, apprezza il regime di Putin, dove gli oppositori vengono ammazzati per strada o avvelenati.
E va bene che al Salone del Libro di Torino non hanno paura del grottesco e annunciano che il paese ospite del prossimo anno sarà l'Arabia Saudita, cioè un paese dove non viene pubblicato un libro libero, dove perfino il manuale per prendere la patente è censurato per le donne che non possono guidare automobili. E va bene che illustri scrittori e scrittrici negli Stati Uniti sono incerti se stare dalla parte dei morti ammazzati di Charlie Hebdo o dei loro assassini che poverini si erano pure offesi. Ma insomma un pensierino a quei poveretti morti in mare su un gommone di fortuna per scappare dalle galere di Castro, un pensierino a Carlos Franchi, a Guillermo Cabrera Infante censurato, al poeta morto in esilio, Eberto Padilla, a Reinaldo Arenas, la cui vicenda è conosciuta grazie a un film coraggioso, Prima che sia notte. Lo vogliamo fare? Un pensierino solo e poi pace, amore e riconciliazione. Lasciamo il Corriere, andiamo brevemente a Repubblica. Dal primo piano di Repubblica, oltre alla questione delle pensioni che abbiamo già più che visto, e quella delle banche europee che chiedono di essere più regolate per evitare bolle speculative. Sempre da Repubblica, dicevamo, c'è anche la coalizione di Landini. Era un po' scomparso, Repubblica lo fa tornare a pagina 13, il segretario della FIOM. Ecco il programma: lotte sociali, mutualismo, opposizione al governo. Dice il leader della FIOM: non abbiamo ambizioni elettorali. Assemblea della rete di associazioni il 6-7 giugno a Roma. Libera e Emergency si defilano però. Poi c'è il lancio di uova per Salvini a Imperia. Una cinquantina di esponenti della sinistra radicale gli hanno urlato siamo tutti clandestini e hanno lanciato uova che hanno colpito un blindato della polizia. Salvini ha risposto mandando baci. È stato peraltro l'unico episodio di tensione della giornata nel tour elettorale ligure. Oggi, ha detto Salvini, ci sono stati di nuovo dei disadattati dei centri sociali che mentre incontravamo i lavoratori del pastificio Agnesi con 100 posti di lavoro a rischio lanciavano uova. Chi lancia uova a operai che rischiano il posto di lavoro è da ricoverare o da mettere in galera, ha detto Salvini. Per la pagina degli esteri di Repubblica invece Macedonia nel caos, migliaia in piazza, via il premier spia, opposizione e società civile unite contro il governo. Gruevski sotto accusa per le intercettazioni illegali. I sospetti sul governo mettono a rischio il negoziato per l'ingresso della Macedonia nell'Unione Europea. 100.000 persone ieri in piazza a Skopje contro il governo del premier Nikola Gruevski. Vattene, autocrate corrotto, gridano a decine di migliaia nel centro di Skopje. Opposizioni democratiche, esponenti dell'etnia di lingua e cultura albanese, giornalisti e magistrati vogliono restare davanti al palazzo del governo finché lui non se ne andrà. Cominciò così anche in Ucraina con piazza Maidan a Kiev, scrive Andrea Tarquini da Berlino. Sempre poi da Repubblica, per la pagina invece delle cronache, dal cemento abusivo agli affari delle cosche, il mare non bagna più Ostia. Gli 11 chilometri del litorale romano soffocati tra stabilimenti e strutture fuori legge, inclusi i parcheggi di Esercito e Finanza. Ma l'assessore alla legalità di Roma, l'ex pubblico ministero Sabella, annuncia il via libera all'iter per revocare le licenze. Una delle 3 dirigenti che lavorano con l'assessore alla legalità, Sabella, ha subito un tentativo di violenza. Sono 11 chilometri, quelli del litorale di Ostia, in cui tutto è abusivo, perfino i parcheggi di Esercito e Finanza. Abusive sono la Caritas, la moschea, birrerie, chioschi, palestre, scuole di danza. Le famiglie che si spartiscono il territorio nel mirino degli inquirenti per usura, ricatti e droga sono quelle dei Fasciani, degli Spada, dei Triassi. L'assessore Sabella sta per avviare un procedimento di revoca delle concessioni per tutti gli stabilimenti che risulteranno fuori legge. L'assessore lavora con 3 dirigenti donne, una è stata minacciata, hanno rotto i vetri dell'auto alla seconda e tentato di violentare la terza. È il corpo di reato più lungo di Roma, 11 km e 300 metri, fatto di cemento, a tratti decorato da filo spinato come le torrette delle prigioni. Dietro il grande muro di Ostia c'è un mare che non si vede mai.
sempre troppo alto o troppo grosso, impasto di calcestruzzo e malaffare, questo recinto senza fine l'hanno tirato su corrompendo e calpestando leggi, decreti, normative, codici e regolamenti. Il litorale di Ostia è completamente abusivo e penetrato dalle cosche mafiose, scrive Attilio Bolzoni su Repubblica. Repubblica che lasciamo e poi ci salutiamo con un'ultima segnalazione dalla pagina delle cronache lombarde. Una segnalazione su Franca Valeri, 95 anni, torna in scena dopo una polmonite pure con la nuova commedia Il cambio dei cavalli, di cui è anche autrice. Andrà in scena al Teatro San Babila in Corso Venezia 2 dal 19 al 24 maggio. Franca Valeri, 95 anni, e non c'è bisogno di presentazione quando si dice Franca Valeri, naturalmente. Con ciò ci salutiamo, buona mattina a tutti. Ceniamo fuori stasera? Conosco un ristorantino che fa una paella fantastica. Dove? A Valencia. Ma non